Ben ritrovati nell'arena di FISE Veneto per questa giornata Fiera Cavalli, una giornata che cercheremo di raccontarvi attraverso argomenti diversi che tratteremo nel corso dei talk show della giornata. Questo è il primo di quest'oggi, non per sgarbo nei confronti degli ospiti che sono già seduti, ma io vorrei che questo progetto, che è molto importante per la crescita dell'intero movimento, fosse presentato, spiegato all'inizio dalla presidente più dinamica, più scatenata che esista nel mondo sportivo, non solo veneto, Clara Campese, presidente di FISE Veneto. Vogliamo spiegare questo progetto e poi parleremo anche con le persone che ne sono i protagonisti. Bene, grazie Fabio, benvenuti a tutti, anzi ben ritrovati. Ho l'onore di presentare, spero di farlo nel migliore dei modi, questo straordinario progetto che avrà inizio nel 2022 e che è denominato Master dei Tecnici, l'equitazione dalla A alla Z. Ecco, questo progetto nasce dalla consapevolezza del comitato, tutto lo staff del Comitato Regionale Veneto, ma in particolar modo da un input che ci è stato dato dal nuovo neoformato Dipartimento delle Attività Giovanili, che è coordinato dalla consigliera Caterina Penner e che ha la finalità di evidenziare e di mettere a disposizione dei tecnici degli ulteriori strumenti di approfondimento, di confronto, finalizzati ovviamente a crescere e a migliorarsi e soprattutto a migliorare tutto quello che è lo stato di salute del nostro comparto giovanile, che ovviamente ci sta particolarmente a cuore. E pertanto qual è stata la riflessione, la considerazione che abbiamo condiviso? È molto semplice, riteniamo che sia necessario ritornare a mettere in evidenza alcuni, passaggi tecnici che si rivolgono a quella che è l'attività formativa che gli istruttori ovviamente espletano nella loro attività all'interno dei maneggi, e questi punti, che definirei meglio capisaldi della nostra equitazione, è necessario ricordarli, è necessario rimetterli in evidenza, ma soprattutto è necessario che siano uno spunto per un confronto fra i tecnici e con dei super tecnici che sono le persone che noi abbiamo coinvolto in questo progetto. Li cito solo in ordine di vicinanza qui nelle sedute, e che sono Gianluca Bormioli, Emilio Puricelli, Gianluca Palmizzi e Antonio Tabarini. Ecco, dicevo, questo confronto fra tecnici e con i tecnici in occasione di alcuni appuntamenti che noi andremo a calendarizzare e di cui daremo ovviamente adeguata divulgazione, saranno un'occasione eccezionale, direi anche straordinaria, per creare proprio quel dialogo all'interno del settore dei tecnici, quindi della formazione, proprio per fare chiarezza su alcuni punti che possono essere oggetto di interpretazioni diverse, oggetto di applicazioni diverse, peraltro ovviamente legittime, ma nel momento in cui si condivide una linea di percorso formativo che riguarda la base, perché è della base che questo progetto tratta, è sulla base che questo progetto vuole veicolare tutte le proprie risorse, le proprie energie, allora si capisce bene che si parte da un terreno e da un comune denominatore che inevitabilmente porterà dei risultati nel futuro assolutamente certi, perché nel momento in cui, non mi stanco mai di dirlo, la base viene formata con quelle giuste, con quegli giusti elementi formativi e che vengono condivisi da tutti e che prevedono anche dei passaggi, una scaletta di apprendimento, una scaletta di passaggi in progressione, senza invertirli, senza trascurarne nessuno, noi andremo a solidificare, a stabilizzare il lavoro su una base che poi rappresenterà ovviamente il futuro della nostra equitazione. Quindi io, a nome di tutto il comitato, voglio rappresentare veramente il grande onore, e lo dico con grandissimo non solo affetto ma grandissima stima nei confronti di queste persone che, condividendo con noi la finalità del progetto, metteranno a disposizione la loro assoluta competenza, la loro eccellenza, perché
questi super tecnici sono veramente un'eccellenza, sono parte del patrimonio dell'equitazione italiana e di cui noi nel nostro piccolo cercheremo di trarre il maggior risultato, il maggior apprendimento, sperando che ovviamente questa iniziativa sia condivisa da tutti i nostri tecnici, che ovviamente sono delle persone estremamente preparate, e del resto i risultati della Regione Veneto sono sotto gli occhi di tutti, ma sono certa che, come tutti i seri professionisti, fare ogni tanto un punto della situazione per poi evolvere ulteriormente sia un passaggio necessario. Chiedo scusa per la regia, nel frattempo ha proprio mandato in onda la locandina di questa iniziativa. Dicevamo anno di grandi successi, perché nel corso della giornata parleremo di una medaglia d'oro e una medaglia di bronzo, che è il frutto anche del lavoro proprio dei tecnici di cui hanno fatto crescere questi ragazzi, corretto? Assolutamente sì, ripeto, infatti sulla scorta di quelli che sono i risultati e comunque la crescita, che è indiscutibile e oggettiva sotto gli occhi di tutti, riteniamo di investire ancora di più, e lo ripeto, la creazione di questo dipartimento è proprio la strutturazione di un osservatorio specifico sul settore giovanile, e la presenza ancora una volta di queste nostre eccellenze, secondo me, consentirà anche un ulteriore aspetto che ho trascurato, cioè un rapporto di cooperazione sinergico fra gli istruttori, affinché possano essere anche l'uno di supporto all'altro, l'uno di stimolo all'altro, ovviamente sempre finalizzato al miglioramento di se stessi, ma soprattutto del comparto dei giovani, che è il nostro futuro. Io sono certo che da casa sentite quello che ha detto la Presidente fino adesso. Ho dei dubbi che abbiano sentito gli altri ospiti, vedo che la faccia un po' perché siamo, per chi non conosce Fiera Cavalli, siamo nel padiglione 5, dove c'è un campo di gara dove stanno gareggiando, no, dei giovani, mi sembra credo che magari Caterina non si vede, ma ci puoi dire che cosa sta accadendo, che sta causando tutto il rumore che loro sentono, che voi sentite meno a casa, ma che qua davvero è forte, per quegli altri ospiti di cui ho detto Clara hanno sentito poco. Cosa sta succedendo? Almeno facciamo un po' di cronaca in diretta. Cronaca in diretta, il padiglione 5 ospita tutte le gare Arena Fise e finale Progetto Sport, e poi vedrà impegnati i nostri ragazzi per la Coppa Campioni Pony, il Trofeo Pony, e poi da domani la tanto sentita Coppa delle Regioni, sia Pony che Under 21. Adesso cosa sta gareggiando non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. Erano prima al Tondino, sono entrati i primi cavalieri, quindi è appena cominciata. Dicevamo con Caterina Penner, che è la responsabile del Dipartimento dei Giovani all'interno di FISE, che ha stimolato questa iniziativa, perché chiaramente in una disciplina dove non si smette mai di imparare a nessuna età, il fatto che si possa crescere, si possa migliorare per quanto riguarda gli istruttori, poi porta anche al miglioramento dei ragazzi. Certo. Ieri abbiamo parlato dell'iniziativa rivolta agli allievi del Dipartimento Settore Giovanile, oggi parliamo di un'iniziativa altrettanto importante rivolta ai tecnici, con l'intento di dare, la mission fondamentalmente è quella di dare sostegno attraverso una grande opportunità, perché lavorare con nomi di questo calibro è prima di tutto un'opportunità, io credo, per la crescita dei tecnici, per lavorare insieme, per creare sinergie, per creare dialogo, come ha detto bene la nostra Presidente, insomma per cercare di lavorare di squadra. E visto che abbiamo l'opportunità appunto di avere tali eccellenze che desiderano e collaborano con noi, credo che questo possa essere un ottimo punto di partenza. Puricelli, mi guardi così? Non se l'aspettava. A tutti deve capitare. Cosa vogliamo dire di questo progetto di FISE Veneto? Ma intanto ha già spiegato tutto benissimo la Presidente, per cui cosa posso aggiungere? Che da parte nostra è quello che parliamo quotidianamente, che manca in Italia. La situazione della formazione è un pochettino carente, si vedono i difetti, e noi che lavoriamo tutti i giorni e siamo sui campi di gara tutti i giorni vediamo appunto tutte queste difficoltà, e noi siamo qua per dare una mano, sperando che anche qualcun altro magari segua l'esempio. Abbiamo due Gianluca. Quale Gianluca si offre per primo?
Va lui. Anche a lei un commento su questa iniziativa, secondo lei cosa può dare al movimento? No, io credo sia una grandissima opportunità che diamo a tutti quelli che lavorano in questo ambiente. È un grande onore avere a che fare con questo gruppo di tecnici, e quindi io, come ha detto l'Emilio, cioè, spero che ne facciano uso, perché è una grande opportunità, credo. Tabarini, lei è ottimista? Siccome dico speriamo ne facciano uso, sarebbe bene facessero uso, c'è qualche dubbio che ne facciano uso? No, io credo che sarà sicuramente una bella iniziativa e penso che portare della cultura e cercare di semplificarla è l'obiettivo di tutti. Insomma, oggi riuscire a esprimere un concetto semplificando è il modo migliore perché il concetto vada a segno. Credo che questo è l'obiettivo più importante, trasmettere cultura, semplificazione dei concetti. Devo dire che mi sono dimenticato di presentare uno degli ospiti, Norma, poverina, almeno prendere in braccio, sì. come si può lasciare Norma? Perché siamo un po' tutti cinofili, perché Clara a casa un bovaro del Bernese. Sì, certo, dimmi. No, però se lo dici al microfono siete. Sì, ho un bovaro del Bernese, sì, e ho 3 Shih Tzu. Visto che Norma era lì, poverina. È la nostra mascotte. Anche perché ha 15 anni, quindi insomma, mi sembra più carino tenerla in braccio, poverina. Diamo il giusto spazio anche a lei. Perché, insomma, fa bene ricordare che è un mondo dove si amano gli animali. Io spero sempre che si possano coinvolgere persone anche che non conoscono ancora questo mondo. Oggi parleremo per esempio del rapporto con l'energia elettrica, cioè di varie sfaccettature che riguardano l'ambiente, gli animali, quindi vale per i cavalli ovviamente che sono al primo posto, ma vale anche per i cani, perché io cito Norma, ma oggi qui Fiera Cavalli è davvero piena di cani di tutte le razze. Anche a lei la domanda che facevo ai suoi colleghi: secondo lei questa iniziativa che cosa può portare? Questa iniziativa può portare chiarezza su qualche ombra che magari c'è in questo sport. Noi abbiamo tutti una formazione che viene da vecchi maestri, quindi dell'equitazione, non che quelli di oggi non sono bravi, ma però forse al nostro momento c'era più chiarezza nelle cose. Noi cerchiamo di chiarire queste cose trasmettendo il sapere che a noi hanno insegnato. Clara, da questo primo giro, come ti sembra abbiamo risposto? Io vedo un po' di preoccupazione, più di quella che mi aspettavo da parte loro. Beh, non direi preoccupazione, probabilmente è semplicemente legata al fatto che sono persone prudenza, più che diciamo stanno, prudenza, che sono forse abituate a stare in campo, a stare in mezzo, proprio in mezzo agli ostacoli, con i piedi nella sabbia, e quindi le luci delle telecamere magari per loro non sono molto avvezzi, tutto qua, non la vedo come preoccupazione. No, preoccupazione è il fatto che lo strumento non sia sufficientemente usato come meriterebbe di essere usato, in questo senso. Sì, anche in questo senso, ed è questo proprio il motivo per cui abbiamo ritenuto di dare vita a questo progetto. Sono certa che avrà un grande seguito e probabilmente verrà replicato anche in altre regioni, e insomma ognuno cerca di dare il proprio contributo e di fare del proprio meglio. Siamo chiamati qui a non fare solo i burocrati e i passacarte, ma un comitato regionale ha il dovere istituzionale e anche morale di mettere in campo tutto quello che può fare proprio a favore del proprio territorio, a favore della cultura equestre. Bormioli, lei di cosa sente il bisogno? Cioè qual è l'aspetto che auspica venga sviluppato, possa essere al centro dell'attenzione? Noi abbiamo fatto una riunione fra di noi, così abbiamo parlato un po' del progetto, cercando di capire il messaggio che volevamo passare fin dall'inizio. Però tutti eravamo d'accordo di non scavalcare, dare per scontato delle cose che non sono chiare quando non le sono. Quindi ognuno di noi terrà dei corsi dove prenderà i punti deboli magari dei cavalieri che ci vengono proposti, senza però tralasciare le basi, che è quello che alla fine poi interessa a quest'idea, è rivolta soprattutto alla base degli istruttori che abbiano chiarezza. Quindi si toccheranno dei punti magari anche di specializzazione, ma è soprattutto rivolto alle basi.
Stiamo parlando di istruttori, Caterina, i giovani quanta voglia hanno di imparare? Ma io credo molta, io sono ottimista in questo senso, credo che avere dei punti di riferimento chiari sia fondamentale per la crescita e una persona che fa questo lavoro deve essere per forza di cose appassionato. Quindi se ci accomuna la passione per l'equitazione, ripeto, io continuo a vedere l'opportunità in questo progetto, credo che sia veramente la parola chiave. Saberini, parlando dei giovani, i giovani di oggi lei come li vede? I giovani di oggi c'è disomogeneità tra di loro, cioè non c'è, il sistema di montare a cavallo deve essere quello più funzionale alla biomeccanica del cavallo, perciò il modo di stare a cavallo, la posizione è quella che mi aiuta a potenziare quello che è l'assetto, perché quella è la cosa più importante, l'istruttore agisce nei confronti dell'allievo sulla qualità della posizione senza alterare la qualità dell'assetto, cioè deve riuscire ad avere quel giusto l'assetto del microfono è stabile, non lo faccia io lo trottare. Comunque è quello, noi facciamo uno sport un po' anomalo, insomma è uno sport mentale dove il cavaliere è la palestra del cavallo, perciò noi dobbiamo insegnare a guidare il cavallo, cioè a interagire col cavallo in modo che lui abbia sicuramente un piacere di portarti. Se noi deve essere uno sforzo fisico montare a cavallo, sicuramente il cavallo non agirà nel modo corretto con te. Curicelli, stiamo parlando dei tecnici, però parliamo dei ragazzi, poi, perché quelli sono il vostro presente, la vostra vita quotidiana. Lei questi giovani come li vede? I ragazzi? Ma noi abbiamo da sempre un sacco di ragazzi che hanno talento, che hanno veramente talento per montare a cavallo, ma se non crescono con la giusta cultura, le giuste indicazioni, a partire dall'assetto, da tutte le cose, poi piano piano si perdono, perché andando avanti e salendo di categoria i difetti, se non vengono curati all'inizio, poi non hanno un gran beneficio, poi vengono fuori ed è difficile poi emergere. Ma i ragazzi vogliono imparare, bisogna che anche gli istruttori si mettano un pochettino più di impegno a insegnare a montare a cavallo. Parlando di giovani, anche con lei, qual è la cosa più importante oggi per come vedi i ragazzi di oggi su cui bisogna lavorare con loro? Ma io non vedo una cosa in particolare, è un insieme, cioè, come diceva Antonio, la posizione, poi c'è la mentalità, la cultura in scuderia, c'è un insieme di cose che devono avere e che noi gli dobbiamo dare, insomma. Non c'è una cosa in particolare, insomma. Stiamo parlando dei giovani, parliamo appunto però degli istruttori. Ecco, come crescono i giovani istruttori? Perché anche questo è importante, perché chiaramente bisogna che anche questa parte di equitazione cresca, ci siano nuove leve che vanno fatte maturare, crescere, perché diventino a loro volta il domani dell'equitazione. Certo, la federazione già di per sé ha previsto e codificato un percorso di formazione attraverso chiaramente vari step strutturati, modulati poi sulla prevalenza di alcune materie rispetto ad altre, ovviamente in scala progressiva, ecco, per l'apprendimento. Credo che, anzi sono certa che a questo progetto avremo un'ottima risposta anche da parte dei giovani istruttori, giovani intendo quelli di recente formazione, cioè di recente qualifica come tecnici, ma sono anche convinta che poi, ecco, la cosa sicuramente si allargherà e diventerà proprio un modus operandi quello di promuovere proprio il dialogo fra i tecnici, perché questo è veramente molto importante, anche uno scambio di pareri su come è andato un allievo, come era il cavallo, queste cose sono diciamo degli spunti che sicuramente servono, di cui anche lo stesso cavallo poi dopo ne beneficerà, perché nel momento in cui la nostra formazione, l'equitazione
avrà quegli accorgimenti che porteranno sicuramente uno sviluppo tecnico per i ragazzi, ma è indirettamente nel momento in cui i ragazzi migliorano, anche i cavalli stanno meglio, rispondono meglio, si esprimono sicuramente meglio. E a questo proposito, Fabio, mi è venuta in mente una dichiarazione che ha fatto quest'anno in occasione dei campionati veneti di dressage. Abbiamo invitato un giudice straniero. Ora il nome è impronunciabile per me, quindi perdonatemi, ma non lo riporto. Però in occasione delle premiazioni personalmente ho rivolto una domanda a questo giudice straniero nel campionato di dressage, dicevo, e ho chiesto come vede lei, come ha visto i nostri giovani, come vede lo stato del dressage. E questa signora mi ha detto: signora, dovete lavorare di più sulla base, è sulla base che bisogna investire. Ecco, quindi come vedete è assolutamente attinente a quello che noi ci stiamo dicendo, e quindi insomma trovo che il progetto sia assolutamente aderente all'esigenza di crescita anche qualitativa della regione. Brunello, lei prima ha parlato, ci siamo parlati, ha detto, e la Presidente ricordava come proprio sia importante che vi parliate. Onestamente, per questo fosse una cosa che sapete soltanto voi, è buona abitudine parlarvi o è una buona abitudine che dovete introdurre nel vostro modo di vivere e di lavorare? No, secondo me è molto importante parlarsi, perché ognuno di noi ha la sua esperienza personale. Ma lo fate normalmente? Lo fate normalmente? Sì, ci sentiamo al telefono, anche in concorsi internazionali ci sentiamo, scambiare pareri, perché ognuno di noi ha il suo modo, cioè abbiamo in comune le basi del lavoro, però ognuno ha le cose particolari, e delle volte scambiare un'idea sul lavoro di un ragazzo ti aiuta che magari trovi una soluzione alla quale tu non avevi pensato. Il fatto di gestire le situazioni diversamente da persona a persona delle volte ti creano un'apertura mentale. Calcoli che poi non è solo una cosa tecnica, c'è anche, come ha detto Gianluca, la scuderia, la programmazione, la gestione dei cavalli veterinari, con i veterinari, è tutto un complesso. Guardi che fare l'istruttore non è una cosa così semplice, non è solamente mettere i bambini sulla pista, non è proprio così. De Marini, il parlarvi quanto è importante? Ma è fondamentale, io credo che lo scambio di opinioni è quello che poi ti porta a migliorare la qualità del tuo sapere, insomma, questa è la cosa più importante. Noi ci siamo sempre incontrati, abbiamo fatto parte di un progetto comune e perciò abbiamo sempre discusso tra di noi. Credo che il dialogo è fondamentale per sviscerare quelle che sono le varie problematiche. Come ha detto Gianluca, tante volte l'occhio di un altro ti aiuta a migliorare un particolare. La cura dei dettagli porta sempre a migliorare la qualità. Io penso che è fondamentale la curiosità, io penso che un istruttore debba prima di tutto essere curioso ed essere un grande osservatore e non smettere mai di sentirsi allievo, perché quando tu ti senti allievo bene sai fare bene l'istruttore. Noi ogni tanto ci incontriamo, montiamo tra di noi e sicuramente quel momento di sentire un tuo amico che ti dà un'osservazione su quello che stai facendo è un momento di crescita ed è fondamentale. Molto bello quello che ha detto davvero. I ragazzi, Caterina, parlano fra di loro? Troppo poco, credo. Ma spesso per timore, non per scarsa curiosità. Quindi noi dobbiamo cercare di alimentare questa curiosità, perché come hanno detto giustamente è quella che ci fa migliorare, è quella che ci fa evolvere, e cercare di ridurre, se non abbattere completamente, questo muro che interrompe la comunicazione e che non consente lo scambio, il dialogo, il confronto. Dov'è il muro? Il muro spesso è proprio tra tecnico e tecnico, raramente tra tecnico e allievo, io credo, nel senso che lo scambio tra tecnici è forse il passaggio più importante e anche quello che stiamo ricercando in questo progetto, cioè i tecnici per i tecnici. Però, ripeto, devono anche poi credo anche insegnare anche ai ragazzi a parlarsi fra di loro, a fare squadra. È uno sport individuale, ma deve anche essere squadra, credo, nella vita quotidiana. Certo, ma il
l'importante è avere dei punti di riferimento, io credo. Poi l'aspetto interpretativo non viene messo in discussione, come non viene messo in discussione, come ha detto giustamente Clara, tutto il processo formativo dei nostri istruttori. Gli istruttori hanno la loro formazione, c'è il processo formativo, questi sono dei master, questi sono degli eventi che possono consentire degli ulteriori arricchimenti, quindi vanno ad aggiungersi, non a sostituirsi. Questa cosa che hai detto prima, Tabarini dell'essere sempre allievi, è bellissimo come concetto da parte degli istruttori, di mantenere lo spirito anche dell'essere allievo oltre che insegnante. Per me è un principio basilare anche nella vita di tutti i giorni, nel comportamento di ciascuno di noi, cioè alla fine quello che ha detto Antonio Tabarini riguarda un atteggiamento che si dovrebbe assumere e che innanzitutto ha alla base un atteggiamento di umiltà, ossia quell'atteggiamento che ci porta sempre ad essere curiosi, a conoscere, a voler ampliare la propria competenza ed anche talvolta a mettersi in discussione, a mettersi in gioco, e quindi è veramente un atteggiamento fondamentale non solo nello sport ma ritengo anche nella vita. Palmizzi, lei in cosa vorrebbe migliorare? In quasi tutto, perché chi crede di essere già a buon punto non rimane lì, va indietro, e quindi l'unica medicina per crescere è di voler crescere. E se non si dialoga, se non si chiede, se non si è ipercuriosi, si va indietro, non si rimane lì. Lo dico che Palmizzi è talmente bravo che spero che Puricelli non l'abbia sentito, così non può sfruttare. Lei in cosa vorrebbe migliorare? Ma intanto noi tutti i giorni abbiamo sempre qualcosa da imparare, perché al di là delle lezioni, della cultura che abbiamo a che fare sempre con dei cavalli nuovi, delle problematiche nuove, e nessuno ha il libro scritto fino all'ultima pagina per sapere ogni volta cosa fare, come risolvere un problema, per cui c'è sempre da imparare. Guardando gli altri si impara, e se uno poi ha la voglia di imparare chiede. Basta stare al campo prova di là dell'internazionale, io sono stato una mezz'oretta prima a vedere, vedi che il numero 1 al mondo oggi, faccio un esempio, ha tutti i cavalli senza ferri, che è una cosa su cui noi abbiamo già parlato tante volte, per dire, però mi ha stupito e mi piacerebbe sapere perché lo fa, che adesso è un po' una moda, non sono in tanti, ma questo è semplice un esempio, no? C'è sempre da imparare. Abbiamo poco tempo perché c'è una gara che incombe, però una battuta al volo. Lei su cosa vorrebbe migliorare e poi ripassiamo la parola al Presidente per chiudere. Ma io credo che questo sport parte prima di tutto dalla disciplina degli sport equestri, perciò per farlo bene devi avere disciplina, etica e poi puoi avere la cultura, perciò l'equitazione di base è una grande disciplina. Anche per la stessa domanda, in cosa vorrebbe migliorare? No, c'è già il microfono. Io credo, cioè come persona, mi piace che le cose siano organizzate, che abbiano un programma, che ci sia un progetto sportivo, lavorare in quel senso. Per arrivare a quello io come persona e come carattere sono un po' duro. Non è che chiudo la porta a tutti, ma non la apro neanche a tutti. Forse lì devo trovare qualcosa da farmi aiutare. Mi sembra un buon progetto di vita. Presidente, dobbiamo lasciarli andare perché hanno un impegno. Cosa vogliamo dire prima di salutare chi ci segue sui canali di FISE Veneto? Prima di tutto ringrazio ovviamente tutti gli ospiti qui e ringrazio veramente per la condivisione, anzi lo stimolo a integrare questo progetto. Saluto anche tutti i nostri istruttori che hanno tutta la mia e la nostra stima, nonché l'affetto, augurandoci che tutto questo che metteremo in campo possa essere effettivamente un valido strumento che va ad integrare ovviamente già la loro grande professionalità, la grande serietà e soprattutto il grande sacrificio che tutti i giorni mettono in campo per far crescere chiaramente il nostro sport. Grazie.
Allora, prima di salutarvi vi ricordo soltanto alle 13 parleremo di un grande risultato per lo Sport Veneto con la vittoria nella Coppa delle Regioni di completo, poi avremo alle 2 un incontro dedicato allo sviluppo, ma non voglio spiegarvi di più, dell'energia elettrica nel mondo dell'equitazione, è una cosa molto interessante, un modo di utilizzarla in maniera costruttiva. Poi andremo alle 15 a parlare di razze autoctone italiani con l'Arma dei Carabinieri. Alle 16 invece una cosa molto bella fatta da Fiese Veneto, che ha coinvolto dei ragazzi e un grandissimo cavaliere come Michel Robert. Quindi seguiteci per poi andare al 17 a un'altra medaglia molto bella che è arrivata, una medaglia di bronzo per quanto riguarda la Coppa delle Regioni di dressage. Quindi questi sono gli orari, ci vediamo più tardi, grazie a tutti voi per averci seguito e a loro per averci fatto compagnia.